popolo. Ed eccolo qua, di nuovo in onda, Sammy Varin, Potere al Popolo, 2 minuti dopo le 11. Come state? Come state? Come va la nostra controinformazione? Funziona? Cavolo, se funziona. Aprendo la macchinetta dei WhatsApp, devo dire che funzioniamo abbastanza bene. No, mi fa piacere, ecco, perché siamo nati proprio per dare libertà anche all'ascoltatore tipo che normalmente è un po' frustrato perché ascolta un po' qui, un po' là, vorrebbe dire la sua, vorrebbe intervenire e non riesce a entrare. Perché? Perché puntualmente anche nelle radio più importanti, certo, potete inviare WhatsApp, telefonare, ma scelgono loro chi deve parlare e chi no. Qui si può ancora parlare, certo, inviando un WhatsApp al 340 6709 659. Avete un tipo la mattina che si chiama Sammy Varin che vi li legge assolutamente tutti. Chiaro, magari non riesco a leggerli tutti in rassegna stampa dalle 7:30 alle 9:30, ma dalle 11 sono di nuovo in onda e ho ancora spazio. Spazio alla controinformazione che parte però con il deputato della Lega, Alberto Gusmeroli. Qui Parlamento. E il buongiorno a Gusmeroli, ciao! Ciao, buongiorno a tutti, un saluto ai radioascoltatori di Radio Libertà e grazie per l'invito. Quando c'è Gusmeroli arrivano le buone notizie. So che è stata una notte di lavoro da quelle parti, si sta limando, si sta decidendo la manovra, cosa si salva, cosa no, però c'è una legge che si chiama Gusmeroli e quando c'è la legge Gusmeroli vuol dire che c'è la buona notizia e qua mi fermo. Raccontaci Alberto. Ma sì, è passata il progetto di legge 855, appunto Gusmeroli della Lega, dove sostanzialmente si incentiva il ricambio degli elettrodomestici di casa, quindi frigorifero, lavatrice e lavapiatti, perché? Perché mediamente nelle famiglie italiane questi 3 elettrodomestici hanno dai 10 ai 15 anni. Se si cambia quell'elettrodomestico e l'incentivo è pari al 30% del valore elettrodomestico, si risparmia dal 25 al 30% di energia elettrica. Quindi praticamente l'elettrodomestico si paga con risparmio in bolletta, perché poi non è che dura, mediamente si può recuperare in 2 anni e mezzo dal risparmio dell'energia, quindi poi l'elettrodomestico dura ben di più di 2 anni e mezzo e quindi si continua a risparmiare. Quindi è una cosa positiva per le famiglie. Ovviamente, siccome se si risparmia il 25-30% di energia elettrica, sappiamo che il 70% è fatta da fonti fossili, quindi si inquina meno. Dall'altro lato si aiutano le industrie degli elettrodomestici italiane con la produzione di nuovi elettrodomestici. Si aiuta l'industria del riciclo dei vecchi elettrodomestici che è tutta italiana, quindi è sicuramente un incentivo che fa bene all'economia, fa bene alle famiglie, fa bene un po' a tutti e fa bene anche lo Stato perché incassa i soldi dell'IVA, incassa i soldi delle imposte dirette delle imprese che vendono elettrodomestici o che riciclano i vecchi elettrodomestici. E che vi dico io? E quando vi porto Gusmeroli arrivano buone notizie. Alberto, c'è già un calendario, si sa più o meno da quando potrà allora, partire? sostanzialmente adesso il governo ha 60 giorni, quindi gennaio-febbraio, per fare il decreto attuativo, cioè come far beneficiare dell'incentivo le famiglie italiane, dopodiché credo che dal 1° marzo la cosa entri in vigore e quindi dopodiché la gente può cambiare gli elettrodomestici e risparmiare. Ecco, quindi è molto importante il risparmio di energia, ecco. Chiaro, assolutamente Cosa sì. che può già avvenire adesso, cioè se uno compra un frigo, una lavatrice, una lavapiatti, ce l'ha magari i propri di casa, hanno 10-15 anni, è chiaro che
risparmia subito in bolletta e il risparmio in bolletta gli serve per pagare l'elettrodomestico. In questo caso viene dato un incentivo sia per aiutare le famiglie sia per aiutare l'industria. Minimo. In questa valle di lacrime, le buone notizie grazie al deputato della Lega e sindaco di Arona, Alberto Gusmeroli. Buon lavoro, Alberto. Grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori. Qui Parlamento. Io sono rimasto in silenzio dopo aver ascoltato questo pezzo di Pia Tuccitto, 100 e 1000 lacrime. L'abbiamo con noi. Ciao Pia! Grazie, ciao Sammy. Guarda, io essere qui da te per me è stare in famiglia. Sei un grande personaggio, Grande. hai un carisma pazzesco e non vedevo l'ora di sedermi qua. Cioè ragazzi, detto da una rocker come Pia Tuccitto, che è stata sul palco
con il grande Vasco Rossi, che ha scritto per i grandi e che lei stessa è una grande perché trasmette un'energia pazzesca, ma come ogni persona umana ogni tanto ha bisogno di caricarsi, ha bisogno di emozionarsi, ha bisogno di attingere a un qualche cosa anche di ultraterreno, anche di fuori dal normale. Pia Tuccitto, 100 e 1000 lacrime, un video che qualcuno di voi ci sta guardando in radiovisione sul canale 252 o sui social, è stato girato in un posto incredibile, ma partiamo dall'inizio, da quando si sente l'organetto, un organetto nella canzone 100 e 1000 lacrime di una rocker che normalmente non è mica poi tanto sempre gentile, insomma, come ogni rocker che si rispetti. Cosa sta succedendo dentro di te? Ma vorrei dirlo anche dentro in ognuno di noi, perché i tempi che abbiamo passato, che stiamo passando, sono ancora difficilissimi e lo vediamo purtroppo. Lo specchio è la triste, terribile cronaca che siamo obbligati a raccontarvi ogni giorno. Pia Tuccitto. Buongiorno, un'altra volta. Grazie Sammy, grazie a tutti gli ascoltatori e telespettatori a questo punto. Per me 100.000 lacrime è un inizio di un percorso che ho fatto. Io sono stata rinchiusa in studio dal 2021 con Frank Nemola fino al 2024, fino a quest'estate a luglio. E abbiamo partorito 31 canzoni, di cui un album doppio, quindi 16, dove c'è 100.000 lacrime, che non sono lacrime di dolore, sono delle lacrime di gioia, perché il percorso che ho fatto è la conferma del mio essere qui in vita. Cosa sono venuta a fare? Io sono venuta a fare della musica, sono venuta a fare e scrivere delle canzoni che mi vengono dall'alto, e in questo video infatti io mi sono spostata nei posti miei d'origine e nei posti anche dove vivo. Cioè io sono andata a Chiusi della Verna, dove San Francesco ha ricevuto le stimmate. È un posto veramente a livello geografico c'è un simbolismo proprio religioso e spirituale pazzesco, perché lui ha ricevuto appunto le stigmate, quindi è andato in contatto diretto con un'altra dimensione. Poi sono stata alla Pineta di Classe, dove Dante ha scritto l'inizio della Divina Commedia. E poi sono stata al mare, in canoa, ho imparato a guidare, diciamo, a remare il kajak come lo chiamano, perché il mare e la canoa? Perché praticamente è un ritorno dall'acqua al grembo materno, quindi tutto si rifà a una ricerca interiore. Penso che tutti l'abbiano fatto, perché questa domanda, io sono qua in questo momento delle epoche, poi ognuno può credere cosa gli pare, e la mia è una risposta che ho visto questa luce, che è la musica, che mi ha guarito da una malattia che ho avuto nel 2017. Mi sono aggrappata al fatto che io dovevo assolutamente fare il mio terzo disco, Romantica Io, che poi io avete trasmesso, e poi questo organetto che è stato ha sostituito la chitarra acustica, grazie a Frank Nemola, il mio produttore, che ha voluto sperimentare, fare di questa canzone una canzone folk rock, quindi l'organetto non l'ha mai usato nessuno, quindi questa cosa è un po' sono una pioniera del rock in Italia, di questo strumento meraviglioso suonato da Alessandro D'Alessandro. E che ci riporta anche un po' indietro nel tempo. Sì, io mi sento un po' menestrello in questa canzone, un po', infatti lo dico sempre, un po' terza classe del Titanic, che ti ricordi c'erano quelle musiche un po' irlandesi, di dove si balla, ecco, perché c'è questo ritmo che ti porta, l'inizio è un valzer che ti porta a ballare, e quindi questa sono io, un menestrellino che sorride, perché la vita è bella in fondo, anche bisogna saperla cogliere nei momenti brutti e farla diventare bella, perché sono esperienze che ti servono sempre. Allora, questa è la magia della musica, e ce lo scrive anche qualche ascoltatore. Pia Tuccitto, sei tu, ma stai parlando anche di molti di noi che hanno avuto problematiche, o semplicemente che si fermano un attimo e si dicono: chi sono io? Cosa sta succedendo? Dove stiamo andando? E la musica può davvero fare molto, e ce ne stiamo accorgendo, e deve essere fatta con attenzione, deve essere fatta con amore, ma
deve essere proprio una riflessione, una ricerca interiore che troppo spesso non c'è, perché la vogliamo fare quei 3 minuti, anzi meno, di polemica. Troppo spesso il prodotto deve essere artefatto, deve essere perfetto per essere fluidamente utilizzato al volo dall'ascoltatore. Sempre quei 3 compositori certamente sono sempre loro che devono lavorare, e gli altri che fanno? Lavorano pure loro, però non vengono ascoltati da nessuno. Il mondo musicale è sempre più artefatto, e soprattutto devi dire determinate cose per salire su determinati palchi. E cosa mai accade? La Pia Tuccito è una di quelle che non ha peli sulla lingua e che sta girando tanti palchi in queste settimane. Ma quanti di voi lo sanno? Cioè, faccio io la polemica, La faccio io la polemica? No, non è vero. Qualche telegiornale nazionale ti ha ripreso e dobbiamo ringraziarlo, anzi adesso ci pensi tu. Però dove sta andando la musica? Un Sanremo. Come mai sarà il Sanremo di Conti, a cui vogliamo un fracco di bene? Io devo dire, ero molto speranzoso, poi ho visto la lista, ho detto, ma guarda, quella degli altri anni, devo sperare in Massimo Ranieri, perderei l'amore, spero che vinca Ranieri. Pia, scusami, ti ho fatto un pastone, ma il succo più o meno l'hai capito. Il succo è questo, sì, io Sanremo non lo guardo da tanti anni, quindi mi sono un po' scollata da questa manifestazione, troppo uguale, troppe identiche, troppe cose scontate. A me piace la novità, mi piace stupirmi e farmi stupire, quindi non mi stupisce e non la guardo. Preferisco una bella camminata nei boschi o un salto, che come sto facendo ora. Io la amo questa Pia Tuccito, ragazzi. Cioè, lei non sarà lì a guardare Tony F che si menerà con Fedez, capisci? Cioè, non gliene frega niente, a differenza vostra, già che sarete lì a aspettare il sangue, vediamo se rompono il palco. Santa polenta, dobbiamo essere ridotti a questo modo, veramente. Non lo so, beh, la musica è un'altra vita per me. La musica, io se non avessi la musica non starei qui neanche a raccontarmi. È una cosa importante, perché da una parte la snobbano, fai musica, non fai niente, e invece dopo vedi la fanno tutti, ma per me non fanno musica, loro vogliono essere certo. popolari, che è diverso, perché le canzoni io sinceramente me le fanno ascoltare ma non ne ricordo una, quindi mi sembrano troppo tutte identiche. Però io rispetto sempre la generazione, quindi ogni generazione c'ha il suo genere, e io ho un genere degli anni 60, 70, 80, cioè io sono nata quello che mi piace. Poi io ho studiato tanta musica, perché io ho fatto il DAMS Musica, mi sono laureata, quindi ho studiato tanta musica classica, Giuseppe Verdi, Bach, Vivaldi, tutto quello che fa musica, anche il jazz, qualsiasi genere, però quello lo faceva gente che non poteva vivere se non lo faceva. E ti immagini come siamo ridotti oggigiorno? Arrivano WhatsApp al 340 6709 650. Certamente mi chiedono del futuro, che cosa bolle in pentola, ma io ti devo anche chiedere e fare i complimenti ai grandi collaboratori che ti hanno portato a questo nuovo progetto, la canzone 100 e 1000 lacrime, e anche mi sa qualche cosa in arrivo, certamente. Cosa bolle in pentola? Avendo detto sono rimasta chiusa 3 anni in studio, logicamente c'è tanta roba in pentola. Una l'ho fatta ascoltare te prima, e uscirà... Sono rimasto a bocca aperta, ragazzi. Adesso mi metterei a cantarvela la canzone che mi ha fatto sentire, mamma mia. Però guarda, te lo giuro, io ho pensato a te quando l'ho fatta, gentile. e quindi saluto una grande persona che mi ha ispirato, che ha fatto poi lei quel testo, che è Augusta Mellisi, è una persona meravigliosa, e poi Federica Lisi, che mi segue sempre, è sempre con me, e crea tutte delle opportunità fantastiche per far sì che la mia musica passi da quella corsia dove non passano gli altri. La squadra importante, sì. L'ispirazione ancora
ancora di più, cioè attingere a una persona che in quel momento diventa evocativa, che ti guida in un sentiero che altrimenti non saresti mai riuscita a percorrere. E questa è la magia di alcune persone, a volte le più insperate, a volte quella che mai diresti. Forse dobbiamo tornare davvero a parlarci un po' di più, a frequentarci un po' di più. Oggi abbiamo un po' troppa paura di tutto quanto, poi che succeda qualcosa, che fattacci, le violenze, eccetera. Dicevamo prima del rispetto. Rispetto, guarda caso, oggi ne parlano i quotidiani, è la parola del 2024, secondo l'enciclopedia Treccani, è la parola più importante. Donne, minoranze, natura, animali, rispetto anche per noi stessi, eppure magari per i posti di blocco, per la polizia. Lo diceva bene Zucchero troppi anni fa, sembrava quasi che scherzasse, non c'è più rispetto. Il rispetto ti viene comunque cioè, ma insegnato dalla famiglia. Anche io saluto mia mamma e la mia Ritina, che lei mi ha insegnato cos'è il rispetto, i valori della vita. Poi voglio anche, tipo il mio team, Elisabetta Galletta, parliamo tante volte di tante cose, si parla di rispetto, di cose, di valori. Siamo nati nella stessa epoca degli anni 60, quindi di quell'epoca noi ci confrontiamo e ci sentiamo molto simili a questo. È importante questa cosa, non è banale, come non è banale l'amore e non è banale parlare d'amore e di ricercare certi valori, non è banale niente. È banale stare delle ore al cellulare e andare a sbattere contro un palo. Tante volte io vedo delle persone per strada che si scontrano perché non stanno guardando la strada. E mi viene da ridere perché delle volte gli fischio e loro si spaventano, quindi mi diverto, sono un po' burlona. E qui una risposta in diretta a un tuo vecchio amico che si chiama Vasco Rossi, e insomma, che ha fatto un po' di polemiche con il nuovo codice della strada e su punizioni che sarebbero esagerate. Chiaramente, signori, ognuno di voi ha un pensiero differente, noi diciamo soltanto attenzione, attenzione, attenzione. Poi, come dice Pia Tuccitto, viva la libertà, assolutamente sì, però la tua libertà non deve ledere quella degli altri. Certo. Per me più di certe cose, il cellulare è una cosa importante perché ti aiuta e da lì puoi mettere la sveglia per svegliarti, puoi fare tante cose, una mappa per andare in giro, però in macchina è quello che non lo devi mettere perché io rischio ogni volta che monto in macchina. E ancora ti dico, non hanno capito un'altra cosa, gli automobilisti, come funzionano le rotonde. Le rotonde come funzionano, non gliel'hanno spiegato. Io guarda, delle volte vedo delle scene che mi sembra di essere in un altro pianeta, e quindi concentriamoci un po' di più e valorizziamo certe cose e non corriamo sempre che siamo a Natale a comprare regali, cioè facciamo le gambette per comprarlo, eccetera. Delle volte basta un abbraccio, un fiore, un bacio, è molto più importante parlare, una telefonata, che un messaggino che ormai è veramente molto banale. Signori, Pia Tuccitto per sempre, io vado via, vi lascio con loro, tra te e gli ascoltatori, e secondo me gli trasmetti tanto di quel calore. La prendiamo anche come testimonial per il nuovo codice della strada. Sì, ci sta. Scherzi a parte, dove sei stata in queste settimane? Ti abbiamo visto su vari palchi, in giro per l'Italia, hai presentato questa canzone, hai raccontato di te. Quali fotografie hai memorizzato in queste settimane e chiaramente che cosa ti aspetta prossimamente? Sì, ho memorizzato tante emozioni, tanto entusiasmo da chi le ha organizzate, tipo Riccardo Pellegrini, sempre La Fede, il mio team. Grande, lo conosciamo, siamo colleghi di radio. Poi io nomino le persone che mi hanno aiutato, Radio Italia 5, che sono della Toscana, è una radio molto importante, la Fondazione Adele Giuseppe Baracchi con la Sandra, che hanno organizzato un concerto sold out al Teatro Dovizzi, che è un teatro meraviglioso di Bibbiena, in provincia di Arezzo, che sono della famiglia Bibbiena, quelli che hanno, diciamo, ideato gli scenografi dei teatri nel mondo, non solo in Europa. E ora mi aspetta, a parte il Natale, un gennaio
una data importante nella mia città, Bologna, il 30 di gennaio, dove uscirà il mio prossimo singolo, che non dico niente ora perché te lo dirò poi quando uscirà. Dai. Però tutto questo, siccome abbiamo appena iniziato, sono stata anche a Radio Vaticana, sono stata in un sacco di posti a Radio Vaticana, dove con Mara Miceli mi trasmettono da sempre, tante altre situazioni che ora tutte non me le ricordo, però la cosa bella sono stati degli abbracci e qualche persona ha pianto abbracciandomi e mi ha fatto capire che la musica veramente dà una roba che non te la dà un'altra cosa, una musica che è poi quella semplice del cantautore, perché io poi in questi eventi che sto facendo, mi presento con la chitarra, col mio chitarrista Luca Longhini, c'ho il mio cembalo, l'armonica che suono, è tutto molto semplice perché sono presentazioni di quello che sto facendo, di un format, però ci sono anche i miei concerti rock and roll che saranno dall'anno prossimo, quindi tutto sarà appuntato nel mio nuovo sito piatuccito.net, dove anche lì ci sono i social, perché mi hanno rubato l'anno scorso tutte le pagine, tutte me le hanno hackerate, quindi lì troverete le originali, e non sono riuscita a far cancellare quelle vecchie e quindi nessuno capisce dove sono, ma così fanno i social, capito? Lo fanno Tranquilla. apposta per farti confondere. Però io rispondo e sono qua, quindi ogni tanto mi vedrete anche dal mio amico Sammy. Ma minimo, quando vuoi, questa è casa tua e dei social possiamo fare a meno, Sì. non ci fidiamo fino a un certo punto. A me mi bloccano quasi ogni giorno perché parlo dei vaccini e basta leggere la prima pagina della Verità e subito ti blocca YouTube, quindi siamo più che abituati. Pia Tuccito, dammi la mano, che bello, Grazie. che bello sentire le mani di Pia Tuccito, tocchiamoci, abbracciamoci un po' di più, Ma che è la cosa è la più cosa più importante. bella perché passa l'energia. Vedi, le foreste, questo è un pettegolezzo bello, le cattedrali sono nate dall'imitazione della natura e dall'imitazione delle foreste, questi alberi che hanno le radici nella terra ma si elevano nel cielo. C'è questo contratto terra e cielo. Ragazzi, voletevi bene perché ma non solo per Natale, ma per sempre, perché la vita veramente è preziosa, non ce la facciamo sfuggire, fermiamoci ogni tanto e ascoltiamo quello che c'abbiamo dentro, perché questo è poi il senso della canzone. E io non aggiungo altro se non dirti grazie, buon Natale e avanti così. Seguite, se siete stanchi della solita musica e dei soliti concetti, seguite Pia Tuccito. Grazie Sammy, sei un grande, grazie a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici, ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Questa mattina voglio parlarvi di una cosa straordinaria, di un momento particolare, di un momento importante per la nostra Italia. Se amiamo l'Italia dobbiamo amare anche i suoi prodotti, i suoi figli, che alla fine sono i suoi frutti. Siamo in piena raccolta delle olive, stiamo producendo l'olio nuovo, qualcosa di straordinario, la produzione quest'anno è un po' migliore dell'anno scorso, anche il frutto si presenta bene. Quindi a tutti coloro che ci conoscono già, a tutti coloro che vogliono provare l'olio extravergine di oliva Acerbis, la grande offerta è di ricevere 6 bottiglie di olio Acerbis da 1 litro direttamente a casa vostra, chiaramente estrazione a freddo, chiaramente 100% italiano di olive italiane. 6 bottiglie da 1 litro di olio Acerbis a casa vostra, parlo dell'olio novello, 84 euro. Il trasporto è gratuito, chiamate 030 68 44 08 o visitate olioacerbis.com. Grazie. stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Buon Natale a tutti voi! Buon Natale a tutti! Ciao, buon Natale! Buon Natale! Buon Crismucca a tutti! Grazie! È Natale, eh? Buon Natale a tutti! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! È un regalo di Natale! Buon Natale! Buon Natale, Vanessa! Buon anno, signori! Buon Natale! Buon Natale, Orso! Buon Natale, buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio. E beh, chiaro, ormai è ora, direi, pochissimi giorni al Natale. Buon Natale, buone feste anche da Sammy Varin. Oh, ci siamo sentiti l'ultima di Gianni Morandi una volta, io la trasmetto, perché questi sono artistoni che comunque meritano, e voi meritate di sapere che proprio venerdì scorso è uscito il nuovo album di Gianni Morandi con tanti amici, Giovanotti, Annalisa, e questo pezzo, L'attrazione, che comunque attrae, funziona. Le 11.36, il buongiorno si sente dal Varin. Facciamo qualche minuto parlando con la Valle d'Aosta. Va ora in onda Focus Valle d'Aosta. E chissà se almeno in Valle d'Aosta la troviamo un po' di buona atmosfera natalizia. Lo chiediamo al consigliere regionale della Lega, Simone Perron. Buongiorno Simone. Ciao Sammy, buongiorno a te e a tutti gli amici che ci ascoltano. Grazie per essere con noi. Sì, guarda, lo sto dicendo da qualche settimana ai nostri ascoltatori, scappate dalle grandi città, scappate dai centri commerciali. Come siamo ridotti qui a Milano, ragazzi, in code per arrivare ai centri commerciali, a caccia di regali che bisogna assolutamente comprare. In Valle d'Aosta secondo me va un pochino meglio. Simone, dicelo subito in apertura di collegamento, dove trovare ancora un po' di atmosfera, un po' di sensazioni che ci avvicinano al mistero del Natale? Ma direi, allora, qui c'è il Marché Vert Noël, nella zona proprio centrale di Aosta, assolutamente consigliato, veramente bello. È appena finita una mostra di presepi, molto bella, questa proprio appena finita. Poi ci saranno altre iniziative, anche segnalo anche al Forte di Bar, ci saranno un Forte di Bar spettacolare, un posto bellissimo, diciamo una immagine della valle veramente incredibile. Ricordo che è stata anche nel film degli Avenger, quindi era diventata proprio un qualcosa di internazionale proprio per il suo profilo incredibile, perché è bellissimo. Quindi invito chi vuole scappare dalla città e da un mondo plastificato di venire qua a vedere un po' di storia millenaria. Tra l'altro segnalo l'area megalitica di Aosta purtroppo non ha grandissimi accessi, perché è un complesso un po' difficile, diciamo, però è lì, diciamo, un qualcosa che precede le piramidi di migliaia di anni. Quindi se volete respirare la storia, venite in Valle d'Aosta, e qui la storia è millenaria, quindi le porte sono aperte e chi non vuole uscire un po' dal consumismo plastificato, di cui ne abbiamo già abbastanza, venite qui e tutte, diciamo, le opportunità ci sono. Assolutamente sì. Intanto ti chiedo gentilmente se ti avvicini un pelino di più al microfono, perché ti sentiamo un po' con l'audio che va e che viene. Forte di Bard, comunque appena entri Valle d'Aosta, insomma, non si può non vederlo, ed è una delle cose più belle, assolutamente, soffermarsi e volare con i ricordi. WhatsApp, chi ci sta seguendo in diretta, potete entrare con noi al 340 6709 659. E intanto subito le polemiche, perché questi collegamenti servono anche per capire che cosa succede nei territori, che cosa combina
chi governa il territorio, che molte volte magari siamo noi del centrodestra, ma a volte no. Beh, ad Aosta sarà stata la neve o il ghiaccio non ripuliti in alcune vie del centro di Aosta? Fatto sta che ho letto proprio ieri che il capoluogo scivola di 13 posizioni nella classifica per la qualità della vita secondo il Sole 24 Ore. Che cos'è successo, Simone? Sì, questa è una notizia che onestamente noi della Lega, come dire, ci aspettavamo, perché ormai la protesta contro la visione della città di questo sindaco e della sua maggioranza di sinistra chiaramente è forte. Ricordo tra l'altro il tema dei posteggi, cioè questa città si ha veramente una difficoltà enorme a trovare posteggio in sfregio alla gente che lavora, perché purtroppo la città sappiamo che c'è gente che deve stare dietro le attività commerciali, quindi i furgoni hanno difficoltà a fermarsi, i negozi che si sono trovati con delle vie trasformate a traffico limitato e poi chiaramente patiscono perché bar magari devono chiudere quando sono sempre stati aperti, cioè è un qualcosa di assurdo. Ora abbiamo un elemento in più che lo certifica, siamo scesi appunto di 13 posizioni rispetto alla quarta del 2023. Quello che a noi preme tra l'altro è ricordare chiaramente i temi noi della Lega, la sicurezza lo mettiamo al primo punto, l'indice di criminalità, siamo a 67 su 107, capite, una regione da 127.000 abitanti, non avere sicurezza e peggiorare da quel punto di vista è chiaramente sempre un sintomo che c'è la sinistra che governa. Questo penso che lo possano dire in tutte le grandi città del nord, quando ci sono loro, con il loro buonismo, con le loro aperture fine a se stesse, creano dei problemi. E anche Aosta purtroppo non è una città sicura più come una volta. Un altro tema molto molto brutto e delicato è lo sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile. Abbiamo 8 denunce praticamente su ogni 100.000 abitanti, cioè siamo praticamente, mi pare, al primo posto, se no ai primissimi posti. Anche questo qui è un tema che noi come Lega abbiamo tirato fuori più volte, perché questi dati li conoscevamo già dall'anno scorso, è un qualcosa di orribile e allora abbiamo spinto, tra l'altro era passata una mozione per fare poi a maggio la giornata mondiale riguardo alla sensibilizzazione di questo tema. Non era mai stato fatto nulla in valle su questo da quando è stata passata la nostra mozione. Ci auguriamo che si vada avanti su questo tema perché è un tema silenziato e uno dei peggiori veramente che si possa immaginare. Quindi nel bilancio totale Aosta scende, noi ce lo aspettavamo, questo lo certifica. E attenzione perché la Lega su questo fronte è stata da sempre Cassandra, prevedendo quello che sarebbe accaduto, e non ti dico qui a Milano naturalmente da quanti anni è che citiamo il termine banlieue. Ma parliamo di bilancio regionale. Ho letto che sono arrivate critiche dalla stessa maggioranza riguardo il bilancio regionale e zero ascolto alle proposte dell'opposizione. Simone Perron. Sì, hai letto giusto. Allora siamo sempre nel campo del facciamo uscire qualche segnale, non siete stati tanto bravi, non ci ascoltate tutti, però il bilancio ve lo votiamo, dice poi il prossimo però se continuate a fare i cattivelli così non ve lo votiamo più, il prossimo ci saranno le elezioni. Quindi ecco, queste cosette qua, posso dirti, Sammy, proprio da politica minuscola, a me fanno un po' sorridere, però le abbiamo viste perfettamente rappresentate, le lotte interne tra le varie anime dei partiti di maggioranza, lotte interne anche proprio all'interno dell'Unione Valdôtaine, quindi insomma cose che noi sappiamo vengono rappresentate un po' così, poi in qualche modo trovano la quadra perché hanno in mano la barca e se la tengono stretta. Questa è un po' la mia impressione. Riguardo al bilancio invece, appunto i voti poi sono arrivati, qualche diciamo francotiratore su alcune cose è arrivato, ma poi alla fine il bilancio l'hanno votato tutti. Noi abbiamo proposto, tra l'altro trovando anche le risorse, perché non abbiamo fatto proposte diciamo campate per aria, abbiamo trovato le risorse. Una delle nostre, un classico della Lega Valdostana, è il bond chauffage, per quello che aiuterebbe tutti i cittadini valdostani a pagarsi le spese di riscaldamento, che ovviamente qua in montagna, ragazzi, pesano sul bilancio, sulle bollette non possiamo diminuirle perché è chiaro che c'è un mercato libero, ma se l'ente regionale aiuta
diciamo, i valdostani a pagarsi le bollette, a pagarsi il riscaldamento è una cosa importante, bocciata ovviamente. E l'altro tema è stato quello dei ristori all'alluvione. Come sapete, a fine giugno c'è stata un'alluvione lampo molto forte a Cervinia e a Cogne, e questa maggioranza propone soltanto dei prestiti agevolati. Noi abbiamo ricevuto molti commercianti, molte persone con attività che ci dicono: ma noi i prestiti ce li facciamo quando vogliamo, noi abbiamo bisogno di ristori. Anche questi li abbiamo portati sul tavolo e hanno detto di nuovo di no. Quindi questa è una maggioranza del no, di ogni proposta che non sia la loro, molto autoreferenziale e anche parecchio arrogante, perché ci avevano già detto all'inizio che tutti gli ordini del giorno sarebbero stati votati. Vadano avanti così, noi non faremo sconto di nessun tipo. Assolutamente no, anche perché ha dichiarato il vice premier della Lega Crippa, che è venuto a trovarvi proprio qualche giorno fa, ormai la maggioranza ha i giorni contati e si comincia a guardare alle elezioni molto seriamente in Valle d'Aosta, è vero? Eh sì, le elezioni del prossimo anno, allora tanto così gli ascoltatori possono capire un po' come ha funzionato. Le vecchie elezioni hanno visto un successo direi veramente incredibile della Lega Valle d'Aosta, che ha fatto il 25% da sola, questo nel 2020. È stato un risultato straordinario. Qual è stato il problema? Il problema è che si sono dall'altra parte coalizzati tutti, hanno dovuto prendere la peggior sinistra e imbarcarla, chiaramente per tenerci fuori dai giochi. E ce l'hanno fatta, perché purtroppo la legge elettorale che abbiamo qui lo consente. Ora bisognerebbe cambiare anche la legge elettorale. Noi ne abbiamo presentata una, in questo caso con l'intero centrodestra, che propone veramente un'alternanza vera, un qualcosa per cui se i valdostani votano da una parte, quella è. Perché molta gente si lamenta, dice: noi vi abbiamo votati, non siete riusciti a governare. Quindi la Lega ha fatto un risultato eccezionale. Sarà molto difficile rifare quelle percentuali, lo sappiamo tutti, perché il 25% è un valdostano su 4, ma certamente noi abbiamo lavorato su molti fronti, crediamo di aver lavorato bene e ci aspettiamo che i valdostani continuino ad avere questo malcontento che serpeggia. Chiaramente Semi è un'impresa veramente difficile, perché qui abbiamo dei feudi di potere che sono costituiti da 70 anni. Tu capisci, tutta l'amministrazione in mano a praticamente un partito politico che a volte perde pezzi, poi rientra, ma capite il gioco quanto è difficile per noi rispetto ad altri territori. Quindi è molto difficile, ma noi faremo la nostra battaglia e tanti valdostani sono dalla nostra parte, quindi siamo sicuramente ottimisti. I giochi di potere, signori, e bisogna fare squadra, una squadra che funzioni con un buon programma e soprattutto che parte dall'insoddisfazione di troppi cittadini anche in una piccola regione come la Valle d'Aosta. Ultima battuta, ma importante, perché Simone Perron è anche un artista, un cantautore, Leon in arte, la tua legge sugli artisti, che fine fa? Punto di domanda, perché sai, quando una legge la porta avanti qualcuno che milita all'interno del centrodestra, o meglio non milita all'interno della sinistra, diciamolo così, perché se non sei del PD no, non va bene, c'è sempre qualche dubbio, Simone? Sì, grazie Sammy per la domanda. Come sai, questo tema mi è particolarmente a cuore, proprio perché sono musicista. Oggi abbiamo avuto le prime audizioni, le associazioni che sono venute hanno espresso un parere positivo sulla legge. Ti faccio capire però com'è il clima qua, purtroppo, e questo va denunciato. Io ho tanta gente, artisti, persone fisiche, perché questa legge è sulle persone fisiche, darebbe dei rimborsi, costituirebbe un albo, è pionieristica. Ho tante persone che ho contattato per questa legge, gente che conosco magari da tanto tempo, che ha fatto arte e musica con me, però hanno paura ad esporsi, perché sanno benissimo che se mettono la faccia in maniera, diciamo, ufficiale su una legge presentata dalla Lega, loro non prendono più concerti, non prendono più serate, non prendono più niente, perché chiaramente il Comune di Aosta è tutto in mano alla sinistra, che fa i gay pride pagati con i soldi dei cittadini. Immaginatevi se qualcuno ha detto la proposta della Lega è buona. Col solito metodo vengono tagliati fuori. Quindi io stesso ho detto a queste persone: non esponetevi, mi espongo io, perché giustamente è un ruolo politico, sono anche remunerato per espormi, voi non fatelo,
giocherò io avanti, ma questo ti fa capire qual è il clima nel mondo della cultura qua in questa piccola regione, che potrebbe fare molto, molto, molto bene. Comunque vedremo, io ti terrò aggiornato, se me lo consentirai Sammy, io su questo ti aggiornerò, come dire, per primo, proprio perché hai un ruolo culturale importante, quindi ti terrò aggiornato su tutto, e come te e i tuoi ascoltatori. No, io ti ringrazio davvero, anche perché la nostra radio, tu lo sai, lo sanno i nostri ascoltatori, cerca di dire quello che le altre radio non vogliono o non possono dire, e anche sul fronte musicale siamo assolutamente avanti con gli indipendenti, con chi fa fatica a trovare un palco, troppo spesso per ragioni politiche, perché non va dietro a un certo pensiero unico, e invece forse la musica dovrebbe essere distaccata da queste cose. Ci mettiamo qualche punto di domanda. Simone Perron, consigliere regionale della Lega in Valle d'Aosta, sempre un grande piacere ascoltarti, e approfitto anche di tanti WhatsApp che stanno arrivando al 340 6709 659 per farci e farti gli auguri di un buon Natale. Ci sentiremo subito dopo le feste, ok? Grazie Sammy, tanti auguri a te e a tutti i tuoi ascoltatori, sempre un piacere essere qui con te e poter parlare in totale sincerità. Grazie mille. Grazie a Simone Perrone, naturalmente aspettiamo il nuovo album. 11:50, il buongiorno si sente dal Varine e anche dai vostri messaggin. Tanti WhatsApp, non riesco a leggerli tutti, ma qualcuno lo leggo e anche lo ascolto. Sul cursore sentiamo cosa dice. Ciao Sammy, sono Alberto da Colnago. Volevo dire che a tanti dell'opposizione, quando non sanno come contrastare, diciamo, i vari numeri, aumento di occupazione e quant'altro, tirano fuori la questione, diciamo, che sono 21 mesi che, diciamo, c'è il calo della produzione industriale. Ecco, bisognerebbe dire a questi signori che buona parte di questo segno meno è dovuto alle tante ore in meno non lavorate dovute agli scioperi da loro creati. Per cui, diciamo, se magari fossero meno scioperi, ci sarebbe magari una situazione, diciamo, di produzione diversa. Non vorrei che fanno gli scioperi apposta per poter dire che c'è questo segno meno. Ciao. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Fuoco alle polveri, vostri messaggi arrivati in mattinata al 340 6709 659, ma queste non sono spese sociali pagate con le nostre tasse che gravano sulle comunità. Io gliele farei pagare a questa esibizionista, visto che non è la prima volta. Ambrogio ce l'ha con la speleologa, e in effetti c'è stata un po' di maretta sui social per questa ragazza che si è inguaiata ancora una volta, già l'anno scorso era rimasta bloccata, si era fatta male in una grotta. Tanto rispetto, cerchiamo di avere più rispetto, la parola più importante del 2024, anche se non bisogna abusarne. Buongiorno, tra gli elettrodomestici ho compreso anche il piano cottura, punto di domanda, riguardo la legge Gusmeroli. Ne saprete di più certamente già da domani in rassegna stampa. Gusmeroli ci dica qualcosa per le categorie protette dell'energia elettrica, ci scrive subito Mario a fare polemica. Il conflitto tra patriziato e plebe è possibile solo passando per la distruzione di quella terza parte composta dal tessuto sociale ma soprattutto economico incarnato nel modello nord-est, quel benessere diffuso che galleggiava proprio tra patrizi e plebei, ci scrive Dario. E ancora, caro Borghi, parli per non dire nulla. No, insomma, ha spiegato, direi, abbastanza bene questa cosa della richiesta dell'aumento di stipendio per chi ne prendeva troppo poco. Se c'è qualità, è chiaro, se c'è qualità, altrimenti volete tutti quel signore che adesso è andato a fare affari con i sultani? Punto di domanda. WhatsApp 340 6709
659. Abbiamo dell'audio, sentiamo l'audio sul cursore. Buongiorno Sammy, a proposito della ragazza nera controllata, io sono friulano puro sangue, è successo anche a me in un famoso centro commerciale zona Udine, niente, gli ho detto che andavo giù, che avrei pagato giù, che dovevo fare altri acquisti, basta, non me la sono presa. Ma loro vedono il marcio anche dove non c'è, perché guai, non si può controllare un negro perché o un altro straniero perché si offendono che c'è il razzismo. Una cosa impressionante questi qua, che razza di vittimismo del piffero. Un pochettino viene il dubbio in effetti, poi chiaro, ci sono altri problemi ancora più gravi sui treni, se ti chiedono il biglietto e quello tira fuori il macetino. Ha ragione Borghi, se non paghiamo i ministri avremo i Toninelli a governare l'Italia e sarà un disastro, più soldi a quelli bravi e competenti. La discobola nera si fa vittima di autorazzismo, se continua a concepirsi come persona di origine africana evidentemente non si sente italiana, come vorrebbero i buonisti paladini dell'accoglienza ad ogni costo, criminali e terroristi compresi, scrive Marco da Milano. Certi neri vanno in giro nudi, ecco, questa è la cronaca terribile che abbiamo letto prima, cioè entra il ladro nudo e cerca di violentarti, dici boh, ma ne abbiamo notato sta roba, te l'ho detto, probabilmente hanno da far vedere cose che noi ci sogniamo. Certi neri vanno in giro nudi ed entrano nelle cose perché abituati nei club mediterranei dove era l'uso a vogliose donne. Maurizio, vabbè che ci chiamiamo Radio Libertà. Ciao Sammy, ma la ragazza fermata al supermercato è la stessa che aveva denunciato che le tiravano le uova perché nera? Poi si è scoperto che c'erano ragazzi che tiravano uova a tutti i passanti di tutti i colori e soprattutto c'era di mezzo il PD tra quelli che tiravano le uova. No, non penso sia lei, ma è un'altra, sempre pensare male. Che brutta parola, facciamo pulizia. Chi l'ha detta? Io no. Beh, ho sentito che Vianello dovrebbe togliere dalla sua canzone le parole altissimi negri perché è razzismo vero. Portatelo da Mattarella e da Boldrini, quello tutto nudo, forse dal freddo gli è rimasto di ghiaccio. Mamma mia ragazzi, messaggi del genere ma non li legge nessuno, solo Sammy Varin, mamma mia. Bene l'arrivo del generale, che così spiegherà a quei zucconi quanto ci costano italiani l'invio delle armi all'Ucraina e la chiusura con la Russia. Sì, ho intervistato il generale Vannacci alle 9, se ve lo siete perso lo sentite questa sera alle 20:30 in replica e in podcast sul sito radiolibertà.net. Nel 2021 sono stata buttata fuori a malo modo da bar, ristoranti, negozi perché non avevo il Nazi Pass. Mi hanno persino sputato addosso perché non avevo il lasciapassare. Io sono solo bianca italiana. Ma per piacere, ci sono insulsi, epiteti verso la discobola nera. Siate più gentili, rispetto la parola importante del 2024. Ciao Sammy, se lei sostiene senza prove, senza contraddittorio, senza diritto di replica del malcapitato che ha aggredito per aver fatto il suo lavoro, allora vale tutto. Chi lo dice che lei non stesse rubando davvero e beccato ha fatto la sceneggiata per pararsi il culo? Vabbè, e della Guardia di Finanza tu dici rubano pure quelli, no, non dobbiamo pensare male per forza, però da quello che ha detto Mummiarella agli ambasciatori, Salvini è malmesso, non ho capito con chi ce l'hai Giuliano da Torino. Lega Salvini, Roma è fallita, Bergamo Nazione, te l'ho detto, Bergamo Nazione, e questo è il Pidino che ci scrive, e io non sono contentissimo, Bergamo Nazione. E poi, sì, lo so, dovrei andare avanti fino a domani, ma è finito il tempo, me ne sto per andare, no, dice il Sammy, è la stessa Desi delle uova, anche lei ha avuto problemi con le uova, ma non mi ricordo se è quella con le uova pidine, ecco, mi dovete rimembrare. Gli Spinelli sono quelli che aprono le porte a tutte le altre droghe che si dicono leggere, ma che sono da evitare.
e ti portano a quelle pesanti. Abbiamo avuto Pia Tuccito ospite, che è una rocker che ha suonato con Vasco Rossi, e abbiamo ripreso la polemica con Vasco Rossi. Entro l'anno mando un contributo per il barbiere di Pierluigi Pellegrin. Bella questa, perché Pellegrin c'ha la barba un po' lunga, o è la barba che vi faccio venire io a furia di sentirmi? Mi fermo, grazie a Francesco che ha sopportato la mia voce in regia, non poteva scappare, grazie a tutti voi, soprattutto quelli che hanno deciso di aiutare Radio Libertà attraverso il conto corrente postale 37671294 o andando sul sito di Radio Libertà. Con 5 euro ci fate crescere. Io torno domattina alle 7:30.